Mikrofon usmeri proti njej. Kako je? Sam moraš smeriti. Ne sem dal, sam moram smeriti. Ja, vi veste mogoče, kaj je Schengen? Kaj? Schengen. V moji mladosti nismo prečkali meje. V moji mladosti je bila meja zaprta. Meje se ne določajo tako. Meje se določajo s krvjo. Ta nova meja, ki so čez noč začrtali, razdelila kmetu štalo, v bistvu hišo stran od štale in kar naenkrat je bila štala na jugoslovanski strani, hiša ostala na italijanski in krava nekako se požvižga na to črto in stoji nekje na sredini in ponazarja v bistvu tudi to, kako je bila ta meja postavljena dokaj nelogično in nečloveško. Mi tukaj smo imeli vinograd, ki ga je meja črtala, prekosila. In nono je imel dvolastniško dovoljenje in je lahko hodil obdelovati trte na drugo stran, na jugoslovansko stran. In eno popoldne mu je nona prinesla kavo in zato, da ne bi hodil domov po mejnem prehodu in to, in ono mu je kar dala čez mejo. In je prišel zraven graničar in ga je poprijel in ga je peljal na komando. Ne? Meja je lahko ločevala, ampak lahko tudi združevala. Vedno je bilo tako. In tudi vedno bo tako. Tako da jih ločuje, kako lahko združuje. Ne? Ja, v smislu, glej, že zelo čisto enostavno. Zdaj sediva na zidku, ne? In nekako ostali pa ne. Zdaj mi smo povezane z zidkom nekako, če hočeš, ne? Okej. Sem smo pa ločeni od drugih, ne? Ki stojijo po konci. Tako da v resnici mislim, da to se ne gre za eno povezavo, no, kakšno povezavo, če bi, no. Zelo lepo je, no, res. Sem vesela, sem srečna in tudi moje otroke vzgajam v tem duhu, ne, da imajo ta občutek, kaj pomeni odprta meja, kar presteje po svetu, kaj se dogaja, recimo, ne, kot je tukaj pri nas, pa gremo na železniško piti kavo, pa da bomo šli pet uri z mojo prijateljico, pa prija prijatelji to via Čikoni in se dobimo in tako naprej. Lepo, ne? To è Jugoslavia. Yeah. Ma qui sono chiusi. Adesso appena i giovani incominciano ad aprirsi. Se no, entrano qui dentro e parlano solo sloveno o quello che pensano che sia sloveno. E quindi c'è una mancanza di educazione perché io non capisco quello che dicono. In Italia, queste robe qui, o soprattutto in Sicilia, non succedono. Quando arriva uno straniero in Sicilia e non parlano il dialetto siciliano, si sforzano a parlare l'italiano. No, straniero, anche continentale, capito? Perché è un'educazione quella, no? Che ci hanno insegnato i nostri avi. È l'unica speranza perché l'Europa sopravviva e cresca è un esercito europeo, cioè come una volta era la Jugoslavia. Un ragazzo di Maribor andava a fare il militare a Kosovo Polje e viceversa. Questo fa sì che si crea un concetto di Stato. Così si deve creare il concetto di Stato Europa e non di nazione. La nazione è una truffa. Grazie. Mi pare che ho fatto la mia bella propaganda. C'è Remo Kubari, sono italiani, c'è Varigle po slovensko, sem Slovenija, v Italiji. Ko je padla ta meja, vsi smo upali, da bi se res kaj spremenilo
v resnici pri nas se je zelo malo spremenilo, smo vedno zadnji, ne, v tej naši deželi, nikoli niso začeli niso imeli niti v misli pomagati tej skupnosti, tako je zelo malo mladih, ni več veliko moči, nimamo možnosti se učiti na slovenski jezik v šolah, ker imamo samo, ne vem, eno uro učnega pouka v slovenščini in to je zelo malo, je za hec, recimo tako. In tudi doma imamo očeta, ki govori po italijansko in moja mama pa po slovensko. Moj materni jezik je slovenščina, ampak jaz se čutim Slovenka in Italijanka istočasno. Ampak je še vedno neka meja, ne? To ostane predvsem v glavi. Ma i confini non sono neanche mai stati un grosso problema qui, neanche quando c'erano veramente i confini, a parte, come dicevo prima, quando c'era la Jugoslavia proprio, ecco. Però dopo, anche se non c'era Schengen, se non c'era questo, non c'era quello, insomma i confini non sono mai stati un grosso problema. Tu v dolini nimamo stalnih stikov z Bovško dolino, tudi jezikovno gledano, in tako bi dodala tudi z Trsko dolino. Še danes tu na Solbici, če vprašate človeka, ne ga vprašate, kako govorijo v Bardu, ne bojo znali, ker niso nikoli čuli. Ne? In obratno misli, obratno. Tako da take meje, ne samo Slovenijo, tudi med nami, recimo kot Slovenci, tu kot slovenska manjšina, ne, so bile in so in bodo prav zaradi narave. Ta meja je bila včasih, ki so jo zapirali ob 7. zvečer. In to pomeni, da nisi mogel iti žurati na drugi strani meje. Se zdi samo ena stvar, kaj so žuri. Žuri so tiste stvari, ki tudi povezujejo ljudi, kjer dobiš nove prijatelje. Il confine è sempre stato un lieve ostacolo allo scambio di informazioni e di culture e di esperienze. L'assenza del confine permette a queste esperienze di non avere più due territori, ma un territorio solo all'interno del quale gioire senza preoccuparsi esattamente di dove ci si trova. Oggi andando a Kranjska Gora sembra quasi di essere in Austria, le case, la gente è completamente cambiato. Aver tolto i confini in questa zona è stato sicuramente un grande vantaggio. L'unico fatto, secondo me, è il fatto che un controllo non starebbe male per quanto riguarda gente poco raccomandabile, droghe, il trasporto di cani dai paesi dell'est o di semplici delinquenti, insomma, che possono transitare lungo questo confine. Če so pametni ljudje, mej ni potreb, razumeš, ne, ta je stvar, ne, ni stvar, ne, razumeš, ne, če nihče bi napršil krasno tojo hišo, ti bi ne imela niti ograje verjetno, kot je bilo včasih, razumeš, ne. Il confine è come che non ci fosse, si augura che non sia così, nel senso che siamo paesi confinanti, da anni che condividiamo tante cose, quindi ben venga che non ci sia il confine, che sia una cosa tutt'uno.
almeno io il confine non lo sento, come anche verso l'Austria, che benché male si va sempre a destra a manca. Qualcuno magari lo sente, dice oh di là non vado, di là, qua, di là, che magari qualcuno ha ancora la vecchia maniera di pensiero. Ma io il confine non lo sento, poi è soggettivo. Tu abiti a Trieste, eh? Sì. A Trieste. Sai che vicino a Trieste c'è la Slovenia? Sì. E a te va bene che il confine sia aperto, che non ci siano problemi di documenti, che ci si possa girare la merce così tranquilla? Ti sta bene questo? No. No, non gli sta bene. Perché no? Come mai? Perché? Non capisco l'italiano. Quello era un po' problema. Va bene, grazie. Se per esempio dovessi scoprire che ne so, domani dovessero fissare di nuovo la frontiera, che cosa farebbe? Manifesterei. È l'unica cosa che ho in mano per poter fare, manifestare contro queste decisioni, quindi farei questo. E secondo lei ci sarebbe tanta gente che la sopporterebbe? Assolutamente sì, penso di sì, penso di sì. Se spomnim pred 10 leti, ko je padla meja, da smo hodili, smo šli recimo iz Trsta čez Sežano na mejo, potem smo šli zopet na italijansko stran skozi Repentabor, potem smo šli noter v Slovenijo zopet pri Devetakih, potem smo šli zopet ven pri Rdeči hiši. Smo si naredili 4-5 mej v enem dnevu, tako, mislim, ker nas je zelo, zelo lepo in fan to, da ni treba več kazati dokumentov in tako dalje. In glih na petek 21. decembra smo se vračali domov, imel moj prijatelj oziroma cimer en plav Twingič in smo se peljali s tistim Twingotom skozi Ferneče in takrat ni bilo več, nas niso ustavili, niso pregledali dokumentov in smo bili pravzaprav, čeprav smo bili stari 22-23 let, smo bili pravzaprav vsi ganjeni v avtu, ne. Kaj pa bi naredil, če recimo bi jutri spet postavili mejo? Ne bi vedel, recimo, ne bi znal. Ne vem, po kupu celo pašto, kar je v trgovini. Če bi jutri nekdo postavil spet mejo, ne? Kaj bi za njega naredili? Stop. Ti boš spraševala? Ja, zmeraj, ko sprašuješ, pridi sem ali blizu kamera, ali blizu mikrofona. Ker sem in tja. Tlele, ker tlele. Daj, vprašajte, Vera. Lahko splošno vprašanje, potem bomo bolj natančno. In ti zmeraj daš, kadar snemaš, če snemam? Snemam. Ok. Torej, kaj misliš ti o meji in jo sploh začutiš?